Sanità da un'emergenza all'altra, dalla pandemia alla carenza dei medici. La sfida è aperta. In Veneto per troppo tempo il corso di formazione specifica in medicina generale ha prodotto un numero insufficiente di dottori e siccome è un corso triennale, adesso che è stata alzata la quota di diplomati, bisogna aspettare il 2024 per vederne i risultati. Andremo a colmare questo gap nel 2024, quindi in questi 2 anni cerchiamo di serrare i ranghi e aiutarci. Aiutarci in che modo? Dando possibilità ai giovani medici di intervenire. I giovani medici possono intervenire già mentre frequentano il corso triennale di formazione specifica. L'ipotesi che approda in Consiglio regionale è di portare il tetto per i medici specializzandi al primo anno da 650 assistiti a 1000 e poi a 1200 per gli anni successivi. Negli Stati Uniti un dottore di 22 anni è un dottore bravo perché è giovane e ha voglia di fare. Qui da noi se non hai 60 anni e non hai i capelli bianchi non sei nessuno. No, diamo fiducia ai dottori giovani perché se uno è bravo a 25 anni e se uno non è bravo neanche quando ha i capelli bianchi. Insomma, il mondo è cambiato eppure il sistema veneto deve aggiornarsi, anche perché la tecnologia aiuta. La tecnologia ha fatto passi da gigante. Io ricordo quando andavo dal medico da piccolo, aveva carta e penna, non aveva il computer, non aveva niente. Adesso aveva 1000 pazienti. Adesso con tutta questa tecnologia, avere 2000 pazienti, insomma, non dico sia un gioco da ragazzi, ma se uno si organizza bene può gestirli. Poi dobbiamo anche vedere che ci sono tanti comuni piccoli che non possono più permettersi di avere i 2-3 medici come una volta, però fare 5 chilometri adesso per andare dal medico, magari dico dal Bettone a Sossano o viceversa, non è un problema. Oggi la sfida per la sanità veneta è trovare un nuovo modello per i medici di medicina generale. Come per la pandemia, anche per questa emergenza serve efficienza e velocità. La sanità veneta ha dimostrato di essere efficace durante la pandemia. Adesso dobbiamo spostare tutte quelle forze nella nuova emergenza che è la sanità normale, che è la sanità dei cittadini, che è il benessere dei cittadini. Quindi tutti i dottori, gli infermieri, gli OS che hanno contribuito a superare la pandemia verranno messi nel territorio a risolvere questa nuova emergenza. Ora la parola passa al Consiglio regionale che è chiamato a dare risposte alla carenza di medici in tempi brevi. Martedì prossimo non ci sarà Consiglio regionale, ci sarà tutta la giornata Commissione Sanità del Veneto e poi il martedì successivo andremo in Consiglio per migliorare le cose. Aumenteremo il numero di assistiti per i medici tirocinanti, aumenteremo gli stipendi, ci saranno grandi novità per i medici di base.